Siamo al ristorante della Posta, nella località di Torza, in provincia di La Spezia. Oggi sono ospite speciale di questo evento e io ringrazio innanzitutto Vinicio Solari, coordinatore ODV ProCiv Liguria di San Salvatore di Cogorno, che è stato, l'anello di congiunzione insieme a Claudio Sangaletti per far sì che questo evento potesse nascere. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di quello che è successo nelle valli tra la Val Petronio e la Val Gravelia, la Valle Sturla e la Val di Para, su quello che riguarda il tema della resistenza. Quindi testimonianze, documentazioni, aneddoti e curiosità di persone che possono raccontare quello che gli è stato raccontato a loro volta, quindi nipoti, parenti e testimoni reali della resistenza delle valli, che ricordiamo in queste zone ha segnato una parte di storia molto importante. Fra l'altro anche la conseguenza da una valle all'altra di ciò che è capitato è anche fuori dal territorio ligure. Abbiamo riscontrato delle coincidenze su nomi, date e fatti tutti riconducibili alla resistenza. Bene, dunque iniziamo da qui, iniziamo da Vinicio Solari e piano piano continuiamo a percorrere questa strada che ci porterà a scoprire queste valli. Vinicio Solari, il 27 novembre del 2022 apre il Corriere della Sera, legge una notizia, è la morte di una donna che porta il nome di Licia Pardini, di circa 90 anni. E questo racconto ti porta a pensare qualcosa, perché ci sono dei nomi che ti sono familiari. Nella notizia della sua morte, il 27 novembre, sul Corriere della Sera, oltre che a raccontare uno spezzone della vicenda per cui questa Licia Pardini riesce a salvarsi nel 1944 nell'eccidio di Stazema, ma non solamente lei, cosa mi salta? Ti fermo un attimino, facciamo un piccolo riepilogo di quello che è l'eccidio di Sant'Anna di Stazema, che è in provincia di Lucca, dove ci fu il 12 agosto del 1944 una vera e propria strage, perché circa 650 persone vennero uccise dai nazifascisti. Ecco, tra queste persone ricordiamo che solamente 350 furono identificate e tra queste 350 circa 60 erano bambini minori, bambini fino a un massimo di 10 anni di età. E questo è giusto per aprire e chiudere una parentesi su dove adesso noi ci andiamo a collegare, perché tra queste persone c'era anche... Ecco, fra queste persone qua, oltre a aver letto dei nomi a me naturalmente cari, perché ho letto Vinicio, fratello della Licia Pardini, e Vittorio, altro fratello, che si salvano perché invece di andare a scuola vanno a lavorare nei campi. Dunque per una fatalità si vengono risparmiati. Non si ritrovano, diciamo, ad essere in quel momento, in quelle 3 ore, perché successe tutto in 3 ore, loro in quel momento per puro caso si salvano. E naturalmente Vinicio e Vittorio collegano al mio nome, mi chiamo anche io Vinicio Vittorio, come si chiamava mio zio, Vinicio Vittorio Ventisetti, partigiano e fucilato a Cichero insieme a altri 7 a un mese prima dell'eccidio di Stazema. Ecco, e questo, diciamo, porta a riflettere e a pensare che probabilmente c'è questo legame. Sì, ho riflettuto, ho chiamato il comune di Stazema, dove ho trovato una segretaria veramente capace e disponibile, che fra l'altro ha fatto anche delle ricerche di sua volontà, senza che
io gli chiedessi altro in più, se no qualche particolare, che comunque su Stazema ormai è ben noto cosa è successo, però la segretaria del comune trova che un bambino di 5 anni di nome Federici Gianfranco nasce nel 1938 a Castiglione Chiavarese e purtroppo muore il giorno dell'eccidio di Stazema perché i suoi genitori sono trasferiti per lavoro nel comune di Stazema. E lui aveva 5 anni. Sì, aveva 5 anni, 5 anni e qualche mese. Quindi tutto questo porta a collegare le valli di cui noi oggi stiamo parlando a un qualcosa di ancora più grosso che successe non proprio tanto lontano di qua, perché ricordiamo che insomma da qua a Lucca poi non c'è poi tutta quella strada. Assolutamente, specialmente se tiriamo in linea retta, veramente i chilometri non sono tanti. Oltre a quello, il collegamento di tutti questi nomi che si ripetono in un'altra valle della Liguria, dove c'è stato un altro eccidio di minore entità, perché comunque sono 7 i partigiani fucilati, però questo partigiano qui porta il nome di 2 dei fratelli della Licia Pardini, Vinicio e Vittorio, che si sono salvati proprio per una fatalità. Quindi ecco, delle volte anche, come ha detto Vinicio giustamente, per una fatalità, per una serie di coincidenze poteva essere il modo di salvarsi una vita senza volerlo, mentre invece tante persone, sempre senza volerlo, si sono trovate a vedersi interrompere una vita in un modo atroce, ingiusto. Indubbiamente, anche perché comunque i tempi della Resistenza, dal 43 al 45, non hanno fatto sconti a nessuno. Abbiamo dei documenti, fra l'altro originali, che mia nonna e poi mia madre hanno conservato, proprio una lettera scritta dai fascisti proprio prima dell'eccidio della Val Cichero, dove vengono uccisi. Certo, 7 la lettera è questa, che è stata trascritta ovviamente nel 1945, anche la data di trascrizione dalla copia originale, 4 luglio del 1945, ed è una storia appunto che narra di questa macchinata, diciamo, che arrivò a Genova e fece tappa alla casa dello studente, dove vennero armati. Sì, si parla fra l'altro addirittura non diciamo di tra virgolette fascisti, si parla di delinquenti comuni che vengono presi nella prigione del Priamar di Savona, vengono portati a Genova alla casa dello studente con una macchina, vestiti da partigiani armati fino ai denti, per poi riuscire a infiltrarsi nella valle di Cichero e poi compiere l'eccidio sui partigiani e sui loro capi. Tra le storie e le testimonianze ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare, che è quello legato a Yolanda, che non è una persona qualunque per te. Sì, Yolanda Ventisetti, che era mia madre, naturalmente diciamo, magari salva per una fatalità, perché anche lei ha avuto il suo momento di fortuna in tutte le disgrazie della guerra. Partiamo dall'inizio. Allora, Yolanda faceva un qualcosa, faceva un'attività. Lei faceva da staffetta tra Chiavari e Cichero. Sì.
Che cosa faceva? Perché faceva questo tragitto? Faceva questo tragitto qua perché partiva a buio e portava da mangiare a suo fratello, al suo fidanzato Carlo Parodi e agli altri 7 partigiani che erano nascosti nella Val di Cichero. Ecco, e quanto era distante questo tragitto? Ora l'avevamo anche misurato per una questione proprio di interesse tecnico. Abbiamo calcolato, secondo quando lei era ancora in vita, che ci diceva dove andava, e da Marina Giulia, dove partiva, che partiva praticamente da lungomare di Chiavari, e arrivava fino a Cichero, e poi naturalmente i posti non erano sempre gli stessi perché avvenivano dei cambiamenti per non essere. Però più o meno in media. In media si andava dai 26 ai 30 km. E lo faceva? All'incirca, da quello che sappiamo, viaggiava dalle 3 alle 4 volte alla settimana. Quindi diciamo quasi tutti i giorni. Ecco, in che modo viaggiava Iolanda? Viaggiava con una bicicletta. E una notte succede un qualcosa in particolare. Viene fermata. Sì. Viene fermata da chi? Praticamente una notte viene fermata al ritorno, che era praticamente, ormai era buio, eravamo all'incirca entro la mezzanotte. Viene fermata proprio a Marina Giulia, viene fermata da un gruppo di fascisti e la fermano, la perquisiscono E iniziano a farle delle domande. E dopo le domande, naturalmente, mia madre a tutti i modi ha cercato di dire che la sua uscita era una uscita amorosa, che aveva il fidanzato, ma naturalmente non era stata convincente. Diciamo che l'interrogatorio ebbe un seguito non troppo gentile. Sì, perché anzi addirittura iniziò, una volta trovato nel cesto della bicicletta, una volta trovato la tovaglia, il fazzoletto che aveva dei residui di cibo, fra cui briciole di pane, qualche pezzo di polenta, il gruppo di fascisti naturalmente cambiò atteggiamento e iniziarono a picchiarla. Però fatalità, un generale tedesco, No, un tenente tedesco si trova in quel luogo, in quel momento. Nelle fatalità che nell'imbocco di Marina Giulia, in quel pontino per passare sotto la ferrovia, dove lei stava per prendere con la bicicletta, perché tra l'altro era la via più veloce e anche la via per farsi vedere meno. Cosa succede? Succede che un sidecar tedesco con un tenente della Wehrmacht, però precisiamo perché era della Wehrmacht, non era un SS, se no sarebbe finita peggio, prende le parti di mia madre, nel senso blocca i fascisti, chiede cosa è successo e naturalmente, essendo loro che comandavano, ripone la situazione a favore di mia madre dicendo che la ragazza poteva andare a casa perché nulla poteva collegarla a determinati fatti che raccontavano i fascisti, però non avendo prove. Naturalmente andiamo avanti fino all'estate del 44,
quando proprio nel mese di luglio, il 16 luglio, se ben ricordo, lei era ferma a Cicchero perché aspettava la notte per rientrare. Naturalmente in quel pomeriggio lì arrivarono la cosiddetta banda di Savona, questi delinquenti travestiti da partigiani, che poi ottemperarono l'eccidio di suo fratello Vinicio XXVII Vittorio e anche all'uccisione di Carlo Parodi, che era il suo fidanzato, anzi avevano già prefissato forse anche una vita insieme, ma di sicuro la storia non gli ha dato la possibilità. Quindi una tragedia all'interno di una situazione già tragica di suo che ha vissuto Yolanda. Sì, e l'hanno proprio obbligata ad assistere all'uccisione, prima E anche a seppellirne i corpi. sì, prima a scavare la fossa, che l'ha scavata sia Vinicio che Ventisetti, Certo. che Carlo Parodi, il suo fidanzato, e poi la ricopertura era stata chiesta proprio a lei e altre persone che erano praticamente ritenute collaboranti oppure Comunque diciamo all'interno di questa questione. Di questa questione qua, che di sicuro venivano viste come persone non di sicuro dalla parte dei fascisti. Certo. Questa è una delle storie di cui Vinicio oggi ci porta testimonianza, e nessuno meglio di lui può tramandare e raccontare questa storia, proprio perché lui è il figlio di Yolanda.